Buongiorno e benvenuti all'edizione delle 13 del notiziario di prealpina.it. Questa edizione non può che aprirsi con i festeggiamenti per la vittoria della nostra nazionale di calcio ai campionati europei. Ecco cosa è successo nel servizio di Pasquale Martinoli con le immagini di Agenzia Blitz e della redazione. Festa fino a notte fonda per la vittoria della nazionale italiana che ha sconfitto l'Inghilterra nella finale del campionato europeo. A Varese, busto arsizio, cori di clacson, auto che si sono riversate sulle strade, un clima insomma di felicità che ha contagiato un po' tutti. È stata una serata da ricordare, è stata poi una notte da ricordare. E mentre l'Italia si tingeva di azzurro festeggiando con caroselli e cori in piazza per la vittoria degli europei, a Busto in via Magenta due sudamericani hanno mantenuto le loro abitudini bevendo fino a stare male. Così, nelle ore più belle verso le 2 di questa notte, un 37enne e un 40enne si sono sdraiati per strada in Corso Magenta. Sembravano svenuti e i passanti e i residenti che li hanno visti si sono talmente spaventati da chiamare il 112. Sul posto, oltre all'ambulanza, è intervenuta la volante del commissariato di polizia di via Foscolo, ma quando agenti e operatori sanitari si sono presentati, i due stranieri non hanno fatto altro che alzarsi e andarsene con le loro gambe. E veniamo a questa mattina. Il rimorchio di un tir è rimasto bloccato in via dei Campazzi a Gerenzano e per riuscire a spostarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il singolare incidente si è verificato alle 8. L'autotrasportatore si è reso conto che il rimorchio si era sganciato dalla motrice e non riusciva a riagganciarlo a causa di un problema tecnico. Non sapendo che fare, ha chiesto aiuto ai pompieri. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Saronno ed è stato necessario far sopraggiungere anche un autogru. Non senza molte difficoltà si è infine riusciti a rimuovere il pesante mezzo. Non si è trattato di un'operazione semplice viste le dimensioni e il peso del rimorchio. L'intervento è stato così concluso soltanto verso le 11. Dalla zona dell'ospedale di Circolo al centro medico veterinario Città di Varese e poi di nuovo in libertà. Questa è l'odissea di un airone cenerino trovato all'apparenza moribondo nel giardino di una villetta di Giubiano. A salvarlo due persone allartate dall'abbaiare del loro cane. L'airone si trovava tramortito sotto un cespuglio, apparentemente in fin di vita, e tutto lasciava pensare che fosse andato a sbattere contro qualcosa. Così è stato portato al pronto soccorso veterinario di Viale Belforte. Arrivato in stato di shock traumatico, dopo i primi esami radiografici di controllo che hanno escluso fratture alle ali e alle zampe, abbiamo provveduto a sottoporlo a flebo con relativi farmaci, hanno raccontato i veterinari, e trascorse 12 ore aveva ripreso a muoversi. Così, appurata la capacità di coordinare i movimenti, abbiamo deciso di liberarlo sabato sera a Gavirate. E chiudiamo con Varese. Scatta il conto alla rovescia per il debutto del parcheggio multipiano di Giubiano, che verrà inaugurato sabato 24 luglio, come ha annunciato l'assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica Andrea Civati, dopo la comunicazione avuta dalla proprietà della struttura. Dunque ci siamo, dopo anni di attesa. Del progetto si cominciò a parlare nel 2013 e anni di lavori. Fuori, dal lato di via Bixio, c'è un cartello che recita «Prossima apertura». Il multipiano avrà una capacità di 317 posti, distribuiti su 4 piani, ciascuno con un colore diverso contrassegnato sulle pareti. All'esterno poi, sempre però nel perimetro del nuovo parcheggio, sono stati ricavati altri posteggi destinati alle persone disabili. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna questa sera alle 19. Buon pomeriggio!